Caro Roberto Mercato, mi dà l'impressione che tu non voglia fare il sindaco di Padova, continuando a attaccare ogni giorno il generale e diridendo anche il futuro nazionale. Già la partita padovana è difficile per il centrodestra, ma senza di noi sarà impossibile. È tutt'altro che ambiguo il messaggio che il vanacciano Stefano Valdegamberi invia al leghista Roberto Bulldog Mercato, uno che Vannacci lo ha sempre visto come fumo negli occhi anche quando era vice segretario del Carroccio. L'ultima stoccata in ordine di tempo a Ring con il leghista che ha ironizzato sull'aspetto del generale collegandolo alla sua attitudine sovranista. Vannacci pare un marocchino, ragazzi, cioè, se ne facciamo una questione fisica, lui pare un marocchino, adesso con tutto il rispetto, ma se Egonu non rappresenta l'Italia, lui che pare un marocchino rappresenta l'Italia, no? Ho capito. La battuta non fa ridere però i luogotenenti del generale, che a quanto pare non vuole incidere solo sulle politiche 2027, ma anche sulle tornate amministrative. Padova è tra le città al voto e il nome di Mercato è sul tavolo del centrodestra. Ti invito pertanto un po' a riflettere e le tue dichiarazioni a essere più prudente se ci tieni a farlo, ma probabilmente sotto sotto non vuoi nemmeno candidarti, speri di essere escluso a priori. Ti saluto e in bocca al lupo da parte di un rappresentante di Futuro Nazionale che non sembra un marocchino ma un tedesco piuttosto. Ma il fattore Vannacci sconquassa la Lega, proiettata al raduno di Mogliano Veneto dei primi di luglio con i maggiorenti del partito e un leader Salvini che non sembra intenzionato a cedere né leadership né vocazione sovranista. Io in discussione, il mio mandato dura 4 anni e quindi fra 3 anni ci penseremo, ha detto il vice premier nelle scorse ore. Non cambio perché Tizio mi sollecita, non ci sono in vista congressi, statuti, regolamenti o altre cose, parole che sembrano definitive, soprattutto per chi, e sono tanti a nord-est, vorrebbe una svolta.